Ecco, qui siamo arrivati a Baita Camol o Camol, non so come si pronunci, la base di partenza di oggi. Dopo qui c'è un sentiero che sale, ok, mia sorella ha optato per questo sentiero più panoramico. Sono le 9:40, adesso andiamo a bere un caffettino e dopo partiremo. Niente. Ecco qui l'itinerario. Sentiero numero 100. Ed ecco qua i miei compagni di avventura, mia sorella Veronica, il suo moroso Manuel e il suo collega Stefania. Un saluto al pubblico. Pronti per questa emozionante avventura a Cima Grappa. Cominciamo bene. Sempre meno a Cima Grappa, intanto costeggiamo la strada asfaltata. Questo zaino con la cerniera davanti. Beh, ma come facciamo? Però effettivamente sì. Infatti a volte faccio proprio così. Metti questi copri via. Ci sta una foto. Allora, Monte Meda 1616, ci mancano 150 metri di dislivello. Cima Grappa un quarto d'ora. Mamma mia, eccoci, finalmente arrivati a Cima Grappa e finalmente non per la fatica ma per aver raggiunto finalmente questa cima dopo 2 anni di escursioni. È un video. Allora devo fare così. Vai. Contenta, vero? Molto contenta. Vi farò vedere anche la salita fatta. Tutto bene, Stefania? Tutto bene. Un po' accaldata. È stata veramente performante l'ultima salita qui. Però bella.
Mamma mia che spettacolo. Rifugio Bassano. Mamma mia che bellezza. Oggi ho parlato poco, ma perché comunque mi sono gustato la visuale. Qui c'è anche ancora neve addirittura. Fantastico. Ecco qua la neve di maggio. Guarda che spessore ce n'era. Allora, se noi ridiamo e scherziamo, però qui intanto ci sono tutti gli spazi con le dediche ai vari soldati. Veramente un gran peccato per il tempo, per la nebbia e le nubi basse, ahimè ben previste, perché il panorama verso nord sarebbe stato fantastico. E adesso tra poco tocca incamminarci per il ritorno. Ecco cari miei, l'escursione è finita, almeno nella sua parte d'andata. E i ragazzi qua tutti contenti, anche se mia sorella e Manuel erano già venuti. E anche Stefania, effettivamente ero l'unico che mancava da salire qua su. È veramente un monumento impeccabile, nel senso stupendo, storico, panoramico, ci sono tutti gli ingredienti perfetti per un bel giretto ad alta quota. E adesso il tempo che vi mostro alle mie spalle è tutt'altro che clemente, però dai, già il fatto di non avere ricevuto pioggia e tanta roba. E niente, adesso io vi saluto e ci rivedremo un po' più giù, che ci fermeremo a fare tipo una pausa pranzo. Arriva il diluvio. Guardate adesso che dopo il rovescio che visibilità si è aperta, veramente stupendo. Parte in giù dove esiste una cappa di afa allucinante. Guardate che tempo si è aperto adesso. Ecco qui siamo veramente alla fine dell'escursione con tappa e sosta qui al rifugio Camol. E niente, noi questa allegra truppa vi mandiamo il nostro saluto e Cima Grappa No, stupenda. E boh, non so. alla prossima. Alla prossima escursione, magari verso il Trentino e Alto Adige, magari più avanti. E intanto un saluto e ci vediamo. Ciao!